Settima corsa, chiusura del programma all'Arcoveggio con un miglio che vede 10 cavalli al via, sono Zodecar Very Nice, Chocolat Chaud, Cuor di Leone Font, Big Ben dei Greppi, Aria Pink, Carisma in prima fila, Blue Light, Melby Invest, Bella Meissane, Zonk di Girifalco in seconda. Chiusura con Chocolat Chaud, favorito, numero 2, l'allieva di Tommaso Gambino, la più appoggiata. Macchina che stacca e Chocolat Chaud cerca di assumere il comando, veloce all'esterno anche Big Ben dei Greppi che va ad impegnarla ma deve desistere poi per l'inserimento all'interno di Cuor di Leone Font e Big Ben dei Greppi rimane così all'esterno dopo 200 metri completati in 14 e 9. Cavalli che completano il quarto iniziale, lungo la corda vediamo sempre Cuor di Leone che segue, mentre in terza posizione lungo la corda Zodecar Very Nice, seconda pariglia esterna invece per Carisma che segue direttamente le mosse di Big Ben dei Greppi. Al largo c'è anche Melby Invest. Cavalli che completano in 46 e 9 i primi 600 di gara, ritmo ora blando imposto da Chocolat Chaud che è anche la favorita. E un altro parziale a tirare indietro, 16 e 2 davanti alle tribune. Nessuno del resto va ad impegnare la favorita e quindi tutto l'interesse per cercare di ridurre il ritmo. Ora un 16-1 ancora di parziale per un totale di 32-7. Cerca di venire via in terza ruota Carisma a 500 dal palo, ma il ritmo si è notevolmente sveltito. Cambia marcia Chocolat Chaud. Lungo la corda è sempre Cuor di Leone Font, terza ruota invece per Carisma. Gli altri faticano a seguire con Zodecar Very Nice che segue lungo la corda in terza posizione, completamento della curva e ingresso in retta d'arrivo. Si presenta in testa Chocolat Chaud con alla scia Cuor di Leone Font che poi va all'interno. Tentativo anche di Carisma ma si salva bene ancora sul palo Chocolat Chaud che vince, mentre per il secondo posto probabilmente, anzi sicuramente Carisma. C'è da vedere per il terzo perché sono vicini Zodecar Very Nice e Carisma. Cuor di Leone Font, scusate, in foto per il terzo posto. Andiamo a rivedere 2-6 e probabilmente o Zodecar Very Nice o Cuor di Leone Font, i due terminano molto molto vicini. La vittoria invece non sfugge alla favorita Chocolat Chaud. Tommaso Gambino in sediolo per conto della società allevamento di Klaus Hollmann. Andiamo a vedere ancora le ultime battute per cercare di capire il terzo posto, chi se lo sia giudicato, ma probabilmente è il numero 1 di Zodecar Very Nice che ha ragione di Cuor di Leone Font. Aspettiamo naturalmente il verdetto ufficiale. Ed è tutto per il convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio.